Dottore. Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì 14 dicembre per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Abbiamo tantissimi collegamenti aperti con tutto il territorio, con tutto il nord-est. Ci sono ancora tanti episodi, tanti incidenti stradali purtroppo di cui darvi conto, incidenti con esito mortale. Fra poco vi mostrerò un servizio che arriva dalla nostra redazione di Bassano. Ieri sera un pedone è stato investito, nella notte è anche spirato, e poi il maxi tamponamento che ieri sera si è registrato sul tratto maledetto della 5 mezzi che sono entrati in collisione, 5 tir, 5 mezzi pesanti. Il bilancio è tragico, c'è un morto, un autista di origini croate, e ci sono stati anche dei feriti. Ma a Cessalto questa mattina, proprio in questi minuti, c'è stato un altro incidente stradale. Sul posto di questo ennesimo incidente stradale c'è la nostra Marta Marangon, la vedo con Alberto Pivetta. Buongiorno Marta, che cos'è successo? Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Cessalto, siamo in via Calnova Bosco, ci stavamo recando proprio con il sindaco Emanuele Crosato, che vedete qui al mio fianco, nei pressi dell'autostrada dove ieri si è verificato questo gravissimo incidente stradale, costato la vita purtroppo ad un camionista 23enne croato, e strada facendo abbiamo incontrato un altro incidente, l'ennesimo, il terzo in 3 giorni nel territorio comunale di Cessalto, che vede coinvolto un mezzo pesante. Alberto Pivetta può farvi vedere alle mie spalle che cosa è accaduto, lo vedete lì in fondo nel fossato. Si tratta di un camion, un trasporto eccezionale che ha perso evidentemente il controllo e si è capovolto nel fossato che fiancheggia la carreggiata, travolgendo i pali della luce e del telefono. Fortunatamente in questo caso non si è fatto male il conducente che era alla guida del mezzo pesante. Non si registrano quindi feriti, ma la situazione è sicuramente molto preoccupante. Sindaco, lei da tempo sta lanciando l'allarme. Questi nuovi episodi non fanno altro che confermare quello che voi da tempo denunciate. Sì, come comune siamo in grande difficoltà perché questo è il terzo incidente in 2 giorni. Ieri abbiamo avuto un primo incidente nella mattina dove praticamente ha bloccato completamente il paese, perché poi, come dico sempre, le strade comunali diventano l'autostrada, perché i mezzi vanno fuori, soprattutto i mezzi pesanti vanno in strade improprie e mettono in difficoltà pedoni e chiunque trovano per strada, e quindi qui l'allarme deve essere forte, anche perché come politica nazionale e regionale stiamo pensando di fare nuove opere, di fare la via del mare, fare potenziamenti autostradali, però qui servono risorse subito per fare interventi in quel tratto maledetto dell'autostrada dove nel tardo pomeriggio di ieri è successo l'ennesimo incidente mortale, ma soprattutto anche potenziare la viabilità, come vedete oggi, la viabilità quella ordinaria, dove poi vengono riversati tutti i mezzi. Qui oggi stavamo facendo un potenziamento dell'illuminazione, perché questo tratto stradale viene preso d'assalto durante il periodo quando succedono incidenti, con l'uscita obbligatoria a San Donà verso San Stino, e quindi questa necessitava assolutamente di rifare completamente l'illuminazione e renderla più visibile, perché qui comunque ci sono pedoni, ci sono ciclisti e succedono questi fatti.
Ecco, tra l'altro, Sindaco, lo vediamo, insomma, la strada è anche molto stretta, per cui mezzi pesanti che transitano in arterie come questa sicuramente mettono a rischio la circolazione, così come la vita di coloro che le percorrono. Quanto accaduto oggi ne è l'esempio. Sì, questa le assicuro che è la strada migliore dal punto di vista viario che abbiamo nel nostro territorio. Le altre sono proprio stradine ancora più piccole dove normalmente vengono prese d'assalto dai camion. Quindi purtroppo i navigatori, sappiamo tutti, vengono utilizzati i navigatori, quelli delle auto, non quelli dei camion, soprattutto dai veicoli stranieri, e ci troviamo queste situazioni in cui magari per superare un ciclista si va addosso a una macchina, a un altro ciclista, e questo succede. Ecco, Sindaco, non è una novità questa, purtroppo se ne parla da anni si verificano incidenti anche molto gravi, non a caso è soprannominato il tratto della morte, questo appunto dell'autostrada A4, dove da tanto tempo si attende la terza corsia. I lavori sono in corso, ma stanno andando a rilento rispetto a quello che voi cittadini del Veneto orientale chiedete da tempo. Giusto un anno fa avevate annunciato una vera e propria battaglia, no? Assieme ai suoi colleghi degli altri comuni di quest'area, da San Donà a Portogruaro, proprio per questo tipo di problematiche. Eravate scesi anche a Roma a denunciare la situazione. In quest'anno che cosa è cambiato? Che risposte avete avuto e che cosa avete intenzione di fare? Sono stati accelerati solamente i lavori. La cosa mi preoccupa lo stesso, perché comunque noi nel nostro territorio avremo 5 nuovi ponti sulla strada che verranno abbattuti, e quindi nei prossimi 2 o 3 anni ci ritroveremo sempre questi camion che circolano normalmente sulle strade improprie in centro al paese. Quindi servono assolutamente risorse, ma risorse anche per avere un vigile in più, perché attualmente ci troviamo che in organico dal prossimo anno avrò solo un vigile, e grazie ai criteri praticamente di contenimento della spesa non posso assumere ulteriore personale. Ecco, quindi una situazione davvero difficile. Un anno fa avevate annunciato le barricate, ora a fronte di questa situazione cosa farete anche con gli altri sindaci dei comuni coinvolti? Guardi, come comunità dei sindaci il nostro è un continuo grido d'allarme. Abbiamo avuto risorse ad esempio per rifare un ponte strategico come quello della Triestina, che è una delle arterie laterali alla provincia, però se non continua questa impossibilità di dare risposte ai cittadini, io l'ho detto ieri, rassegno le mie dimissioni. È inutile che rimango qui a fare un commissario che prende solo atto delle cose e non ho risorse per fare le opere. Ecco, qui con noi, Cristian, c'è anche Don Mauro, parroco di Cesalto, un parroco sul campo, perché per questo tema proprio degli incidenti stradali si è impegnato in prima persona. È lei che ha celebrato la famosa messa per ricordare le vittime a ridosso dell'autostrada. Oggi questo ennesimo incidente, dicevamo, fortunatamente senza vittime né feriti, ma è certo un tema che coinvolge l'intera comunità. Sì, le nostre famiglie sono terrorizzate. Mettetevi nei panni di io genitore che ho mio figlio da educare alla strada e dare anche autonomia ai figli. Come fai a insegnare ai nostri figli, alle nuove generazioni, l'autonomia di andare in bicicletta, di camminare a piedi? In questa strada qui tu rischi che per schivare un pedone, evitare un motorino, tu puoi andare giù per il fosso. Quindi c'è questo limite enorme dove passiamo all'estremo. Io genitore tengo mio figlio chiuso a casa, non mi fido di mandarlo né in bicicletta né in motorino né a piedi. Ecco, poi c'è lato versante pericolosissimo. Questo giovane l'altro giorno, 23 anni, è incidente anche sul lavoro. Questo stava lavorando. Quindi ecco, un appello che abbiamo fatto, questo adesivo balordo a bordo, è per dire già possono capitare disgrazie sulla strada perché mancano le infrastrutture, come qui a Cesalto, e siamo troppo limitati. Ecco, ci manca solo che qualcuno diventi balordo a bordo. Questo va messo non sul vetro della macchina, davanti sul cruscotto. Non diventare così, sei bravo, rimani bravo, non fare queste cose, come dice questo adesivo. Quindi poi se ci mettiamo anche qualche balordo a bordo, faccio un appello e dico: cari figli, pensate che dolore date ai vostri genitori.
Ecco, perché lei tra l'altro questo adesivo è di una campagna nella quale lei si è impegnato e che ha visto coinvolte appunto anche le scuole del territorio. Per dire ai giovani non dare a vita questo dispiacere, vuoi bene i tuoi genitori, conserva la tua vita, se no cosa lasci ai tuoi genitori per tutta la tua vita? Un appello che faccio al ministro Salvini che si è impegnato, gli metterei questi adesivi sui bicchieri dell'autostrada quando tu prendi qualsiasi bevanda, ecco, metterlo proprio soprattutto nel nostro tratto, nei nostri autogrill, qui ci vorrebbe almeno questo, per aiutarci allora a avere ancora più prudenza, come dice il Salmo 49, ecco, non confidare solo in te stesso, confida nella prevenzione, perché sennò l'uomo nella prosperità è come gli animali che periscono, cioè noi ci illudiamo che a me non capiterà mai, a Cessalto capita tutti i giorni. Ecco Cristian, questa quindi è la situazione qui da Cessalto, se non ci sono domande ti restituirei la linea. Io ti ringrazio Marta, grazie davvero a te, Emanuele Crosato e Don Mauro, che spesso sono nostri ospiti, spesso con loro parliamo di sicurezza stradale e lo abbiamo capito anche grazie al tuo racconto, Marta. Cessalto è epicentro di questa problematica, di questa emergenza perenne. Grazie Marta Marangon con Alberto Pivetta. Tra l'altro mi faccio portavoce perché mi sta messaggiando in questi secondi Romina Ceccato, la conoscete tutti, presidente dell'associazione Alba Luci sulla Buona Strada, che dice al sindaco e alla parroco: sono pronta a scendere in campo accanto a voi, uniamo le forze, facciamo rete per la sicurezza stradale, ma per l'appunto gli incidenti aumentano e la politica, anche la politica nazionale, sta aspettando troppo, così Romina Ceccato proprio in questi secondi. Insomma, il tema della sicurezza stradale sempre in primo piano. Tra l'altro fra poco andremo a Vicenza, c'è stato un frontale in via Aldo Moro e poi vi dicevo all'inizio di questa prima edizione si è spento nella notte il pedone investito ieri sera lungo via Bassanese al confine tra Cassola e Romano Dezzelino. Ma la vedo pronta, cambiamo per un attimo argomento, è una vicenda che sta facendo discutere anche a livello nazionale. Ci porta a Cavallino Treporti, dove per noi ci sono Sandro Ponchio e Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria, che cos'è successo? Le donne devono restare a casa a lavare i piatti. Questo è l'insulto sessista che sarebbe partito dagli spalti o dagli spogliatoi nel corso della partita juniores tra il Cavallino Calcio e la Fossaltese, squadra di Fossalta di Piave. 10 le giornate di squalifica inflitte al presunto giocatore da cui sarebbero partiti questi insulti sessisti nei confronti del direttore di gara, un arbitro, una ragazza di Sandona di Piave. Con me per parlare di quanto accaduto i dirigenti del Cavallino Calcio, con Michele Tonon, il presidente, buongiorno, della società giallo-verde, e Sebastiano Barbassi, vicepresidente del Cavallino Calcio. Buongiorno. Dunque, insulti sessisti, presidente Tonon, che sarebbero partiti, riferisce il giudice di gara, dallo spogliatoio, quindi a fine partita, è così? Esatto, questo sarebbe quello che sul comunicato ci è stato fornito. Io ero presente negli spogliatoi e quindi ho seguito tutto e assolutamente non avevo sentito nessuna di queste frasi, anche perché se fosse stato sarei intervenuto, perché io assolutamente non voglio che, almeno tutta la nostra società, siamo molto contro ogni tipo di violenza, sia arbitri che siano maschili o femminili. Qualsiasi tipo di violenza noi la condanniamo sempre, quindi assolutamente non abbiamo sentito nessuno di questi insulti, di quello che avrebbe detto il nostro giocatore.
Ecco, insulti che sarebbero partiti per via di come sarebbe stata arbitrata la partita, terminata 0-1 a favore della squadra ospite, cioè la Fossaltese. C'è da dire, Presidente, che il ragazzo incriminato, il giocatore, il centravanti della vostra formazione giallo-verde, non era presente, diceva, in spogliatoio nel momento in cui sarebbero partiti questi insulti, perché era stato precedentemente squalificato per questioni tecniche, insomma. Un fallo di gioco, e giustamente è stato espulso, e quindi lui nel momento dell'uscita era un po' arrabbiato per quanto successo, perché riteneva non giusto. Era sugli spalti. Ed era sugli spalti. E quindi non è entrato, perché sono stato il primo io a entrare nello spogliatoio, e lui assolutamente non c'era. Un bravo ragazzo, lo descrivete, attorno al quale adesso tutta la società sta facendo squadra. Esatto, lui è partito con noi dai piccoli amici, e ha fatto tutte le categorie, addirittura capitano delle varie squadre, e un ragazzo modello, bravo, e quindi ci stupisce che abbia detto lui queste cose. Sebastiano Barbassi, vicepresidente, lei ha detto noi comunque condanniamo, così al pari del presidente, questo episodio, anzi rivolgiamo comunque le nostre scuse all'arbitro. Vuole approfittare anche delle nostre camere? Abbiamo cercato di contattare l'arbitro di sabato scorso, l'abbiamo fatto con i mezzi che c'erano disponibili, quindi i social, però approfitto di questa opportunità per invitare sabato pomeriggio alla partita che faremo a Cavallino. Saremmo ben lieti di scusarci personalmente con l'arbitro, regalare dei fiori all'arbitro e tenere la nostra ospite per la partita, perché comunque il Calcio Cavallino è una piccola società, una piccola famiglia. Ci teniamo che i nostri ragazzi siano educati in campo e fuori dal campo, e quello che è successo lo condanniamo fermamente. Anche se dite il nostro giocatore non si è espresso in questo modo, e per questo adesso affronteremo la questione e adiremo per vie legali. No, non adiremo per vie legali, faremo sicuramente contestazione all'esito della sentenza del giudice sportivo, perché non siamo in ambito civilistico, ma in ambito sportivo. Faremo opposizione alla sentenza, cercando di dimostrare che questa cosa forse è successa, ma non è uscita dalla bocca del nostro giocatore, probabilmente è uscita in un contesto di spogliatoio, in un contesto goliardico, dove qualche volta si dicono stupidaggini. Eventualmente vorrete incontrare l'arbitro anche col vostro giocatore? Magari sarebbe bello poterli far incontrare, perché insomma si possano chiarire anche fra di loro e scoprire qual è la verità assoluta, perché poi ognuno racconta la propria, ma sarebbe bello un confronto personale, sereno, tranquillo, perché poi alla fine stiamo parlando di una partita di calcio. 10 giornate di squalifica, quanto ne mancano al termine? Ma mi sembra 11, per cui vuol dire che per il nostro giocatore il campionato è finito, ma ripeto, questo è il problema veramente più piccolo. L'aspetto sociale è la questione che più ci interessa, e la dobbiamo sottolineare in maniera profonda e con un bel colore evidente. E quindi con l'invito ad assistere tra gli spalti con la dirigenza del Cavallino Calcio e le scuse proferite anche in diretta dalla squadra di calcio del Cavallino, la linea torna allo studio. Maria, grazie a te e ai tuoi ospiti, a Sandro Ponchio. Penso sia stato lanciato un messaggio importante, veramente importante, e noi siamo pronti adesso ad andare a Padova con la nostra Chiara Gaiani. Perché? Perché è inutile girarci attorno. La vicenda di Giulia Cecchettin ha aperto un dibattito politico, sociale, civile senza precedenti, proprio sui temi della violenza di genere, sull'uguaglianza sostanziale tra maschi e femmine, tra uomini e donne. Insomma, un dibattito aperto, e tra i tanti dibattiti ce n'è uno in particolare che riguarda una statua, ma ci racconta tutto Chiara Gaiani con Federico Cibotto. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori, grazie per questa introduzione che ha davvero secondo me centrato il cuore del problema. Ci troviamo in Piazza Duomo perché tra un po' dovrà scappare per andare proprio a presentare all'università il risultato di un lavoro importante, cioè quello del censimento del numero di statue di donne che ci sono in Italia. Ringraziamo Cristina Chiesura dell'associazione Mi Riconosci. Dicevi un tema importante, l'indomani del funerale di Giulia Cecchettin, che vi abbiamo raccontato con grande dolore in diretta martedì della scorsa settimana, a Padova c'è stata la proposta di dedicare una statua alle vittime di femminicidio, proprio nel ricordo soprattutto di Giulia, questo dolore che ci ha davvero stretti tutti insieme attorno non solo alla famiglia ma attorno a quello che è un dramma che è stato vissuto in modo collettivo. L'associazione Mi Riconosci con altre associazioni ha lanciato una petizione per dire con forza sì, bene ricordare questa giovanissima donna, ma le donne non possono essere ricordate solo quando sono vittime di atti di grande violenza, e già questa petizione sta iniziando insomma a raccogliere molte adesioni, giusto Cristina? Sì, è corretto, e tra l'altro ci fa molto piacere che la petizione stia raccogliendo fin da subito molte adesioni, perché l'abbiamo già capito l'anno scorso quando è stata avanzata la proposta di una nuova statua in Prato della Valle. L'attenzione è stata molta, vuol dire che anche la cittadinanza ha bisogno che si parli di questa cosa. La proposta iniziale, come era stata fatta e come è stata portata avanti, parlava di una statua, di una figura femminile storica, di una figura femminile almeno una figura femminile da aggiungere al Pantheon cittadino che è Prato della Valle, dove attualmente ci sono solamente uomini, ma per un motivo fortuito diciamo, e non perché così sia stata progettata all'inizio. Sarebbe bene ritornare sull'idea iniziale, insomma, che sia una figura storica, una figura importante per Padova e per i padovani, così come sono le figure maschili di Prato della Valle. E quindi secondo noi non è questo il modo per affrontare la questione, anche perché andando alla radice storica delle questioni di genere e anche sulle questioni femminili, che si può fare anche un certo tipo di informazione, ricordare i padovani, il proprio passato, le proprie figure importanti che non sono solamente quelle maschili. Assolutamente, ed è anche un lavoro di tipo culturale. Quello che è accaduto a Giulia è frutto di una società in cui ancora la donna diventa vittima di chi dovrebbe amarla. Il passaggio culturale arriva anche attraverso proprio il far vedere che le donne fanno altro, sono altro. Certo, ed è per questo che noi da un anno abbiamo lanciato questo nostro censimento come associazione Mi Riconosci, un censimento che va a mappare in tutta Italia quante e quali soprattutto sono le statue femminili sul suolo pubblico, e sono veramente poche e rappresentate malissimo, rappresentate in maniera sessualizzata, e già qui si vede che appunto c'è questo problema. È anche per questo che noi diciamo con forza bisogna andare a recuperare le nostre figure storiche e rappresentarle bene, perché questo fa cultura, porta avanti, cambia la nostra cultura, la nostra visione nei confronti delle donne. E da questo censimento ne è nata una mappa che si trova sul sito di Mi Riconosci, dove potete trovare tutte le statue che fino ad ora abbiamo trovato, ma è sempre in aggiornamento sul suolo italiano, e ne è nata una pubblicazione anche da parte di Mi Riconosci che stiamo presentando in giro per l'Italia proprio per cercare di sollecitare la cittadinanza su queste problematiche. Ecco, ci diceva prima Cristina che sono pensate 200 circa in tutta Italia, all'incirca, forse addirittura un po' meno, le statue di donna. Adesso lei scapperà all'università per presentare questa cosa, perché è importante raccontare e far conoscere. È molto importante, tra l'altro nelle nostre presentazioni stiamo vedendo quanto la cittadinanza sta rispondendo a queste tematiche, perché vuol dire che è un problema sentito, un problema di cui si deve parlare, ed un problema di cui vorremmo si parlasse con la cittadinanza padovana, perché qualsiasi statua si decida di realizzare, sempre che venga realizzata, noi siamo convinti che non debba essere una statua per fare numero o una statua qualsiasi, ma deve essere una statua frutto di partecipazione cittadina. Noi già l'anno scorso, anche con altre associazioni padovane, abbiamo fatto degli incontri pubblici per cercare di arrivare anche eventualmente ad un nome, ma soprattutto per sollecitare sul problema. Allora, noi ringraziamo davvero Cristina Chiesura, ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto, e da Padova Cristian ti restituisco la linea.
Ti ringrazio, grazie davvero Chiara, a te, alla tua ospite, a Federico Civotto. E noi continuiamo a parlare di Giulia, entriamo nei dettagli dell'indagine che ovviamente è in corso, perché conto alla rovescia per il rientro in Italia dell'auto di Filippo Turetta ancora in Germania. Nel frattempo torna a parlare Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. Filippo Turetta violento con Giulia anche una settimana prima della sua uccisione. Dalla custodia giudiziaria della polizia di Halle in Germania al laboratorio dei RIS di Parma e conto alla rovescia per il rientro in Italia della Fiat Grande Punto di Filippo Turetta sotto custodia giudiziaria dalla sera del 18 novembre scorso. Il rientro è previsto per la giornata di domani, massimo sabato, sia sull'auto che sul coltello con la lama di 12 centimetri ritrovato all'interno con altri oggetti, tra i quali un telefono cellulare che potrebbe essere quello di Giulia Cecchettin. Saranno eseguite meticolose indagini per cercare riscontri rispetto agli elementi probatori raccolti dal PM Andrea Petroni nel lungo interrogatorio di Filippo Turetta nel carcere veronese di Montorio. Cruciali gli accertamenti sulle tracce di sangue ritrovate nell'auto. Durante il trasferimento ci sarà un confronto diretto tra investigatori italiani e tedeschi anche sui passaggi dell'appunto registrati dalle telecamere tra Austria e Germania. Dopo l'aggressione la sera dell'11 novembre a Giulia Cecchettin, prima nel parcheggio di Vigonovo, poi nella zona industriale di Fossò, Filippo Turetta, dopo aver accoltellato a morte l'ex fidanzata, si è diretto a Barcis, dove ha abbandonato il corpo senza vita della giovane donna, iniziando poi un viaggio senza meta di 7 giorni, finito con i soldi e la benzina in Germania, lungo l'autostrada 9 nei pressi di Lipsia. Giulia Cecchettin nel frattempo riceverà la laurea il prossimo 2 febbraio, così ha stabilito il Senato accademico dell'Università di Padova. Un dolore infinito quello della sua famiglia con la sorella Elena, che è tornata a parlare alla trasmissione Chi l'ha visto. Ha raccontato come anche una settimana prima dell'uccisione della sorella Filippo Turetta avesse usato comportamenti violenti nei confronti di Giulia, che ad un'amica aveva confidato di avere avuto paura di lui. Questa è la pagina dedicata a Giulia e alla tematica della violenza di genere. Avete visto anche cosa è successo a Cavallino Treporti, ci siamo collegati con Anna Maria Parisi. Ritorniamo alla cronaca e agli incidenti sulle strade del Veneto, ancora troppo sangue. Come vi dicevo, si è spento nella notte il pedone investito ieri sera lungo via Bassanese al confine tra Cassola e Romano de Zelino. Non ce l'ha fatta, quindi Dile Mustafoschi, l'uomo viveva con la famiglia in quartiere Cristallo a Fellette, a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Ieri sera stava rientrando a casa a piedi quando all'altezza dell'incrocio con via Perosi ha attraversato la strada. In quel momento sopraggiungeva un taxi condotto da una 62enne residente in Valbrenta. L'impatto è stato violentissimo, l'uomo è finito sull'asfalto con ferite molto gravi. È stato portato al San Bortolo di Vicenza, trasportato d'urgenza, ma appunto le sue condizioni sono peggiorate nel corso della notte. Da qui la morte dell'uomo, quest'uomo di 70 anni che viveva in zona. Rimaniamo nel Vicentino, andiamo a Vicenza, scontro frontale tra due auto in via Aldomoro. Incidente frontale sul cavalcavia di via Aldomoro stamattina intorno alle 6:40, uno scontro tra due auto che ha portato ad un bilancio di 2 feriti. Intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i 2 automobilisti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro al fine di ricostruirne la dinamica. Ma in nottata, attorno all'1:30, i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incidente in viale Dalviano, in città, all'altezza di Porta Santa Croce, dove un'auto, secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, dopo aver urtato un palo è finita contro un altro veicolo, entrambi illesi i conducenti.
Io vi mostro anche questa foto che così diamo un quadro completo di informazione. Abbiamo parlato in apertura di questa prima edizione del pomeriggio della serata di caos vissuta ieri sera a Cessalto, dove tra l'altro stamattina c'è stato un altro incidente che vi abbiamo documentato praticamente in presa diretta con Marta Marangon. Questo è il risultato, il centro di Cessalto preso di fatto d'assalto dai tir, dai mezzi pesanti dopo appunto la chiusura di un tratto dell'autostrada, uno scenario che a Cessalto si ripete molto spesso, da qui la protesta del sindaco che in queste ore ha scritto al prefetto, questo per l'appunto per dovere di informazione. E sempre per la cronaca ritorniamo a Padova per quello che è un giallo, sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte del giovane ghanese trovato morto in Prato della Valle. Si chiamava Frank Ameyo, il ragazzo 25enne recuperato cadavere dalla canaletta dell'isola Menia in Prato della Valle a Padova. Era nato in Ghana e dal 2017 era arrivato in Italia ed era in attesa del riconoscimento dello status di richiedente asilo. Non ci sono ancora certezze sulla sua morte, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. Il pubblico ministero, Luisa Rossi, ha disposto quindi l'autopsia sul cadavere del 25enne per capire cosa abbia portato la morte. Forse un malore, forse una distrazione, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi, anche il gesto volontario. Il ragazzo, seguito per diversi mesi dai servizi sociali del comune di Padova, era stato supportato nel suo percorso di inserimento. Aveva infatti un lavoro e un alloggio nel veneziano. Era arrivato, poco più che maggiorenne, nel nostro paese in cerca di un futuro migliore. Incappato nel giro del lavoro nero, era stato aiutato da una cooperativa che insieme al comune di Padova lo aveva aiutato a trovare un impiego in un albergo di Caorle. Era rimasto residente nella città del Santo, però, che frequentava abitualmente. Resta da capire perché non abbia fatto ritorno nel veneziano e perché avesse deciso di passare la notte in Prato della Valle. Anche l'amministrazione cittadina, per voce dell'assessore Margherita Colonnello, ha espresso il suo cordoglio per la morte del giovane. Siamo molto scossi per quanto accaduto, ha detto Colonnello. Si trattava di un ragazzo fragile che abbiamo cercato di accompagnare al meglio possibile. Toccherà ora agli inquirenti capire le dinamiche di questa tragedia. Rimaniamo nel padovano, voltiamo però pagina e parliamo di furti, un'emergenza continua non solo nel padovano, in realtà come vedrete poi nel corso di questa prima edizione, ma nel padovano c'è una comunità in particolare che è bersagliata nell'ultimo periodo, ve lo abbiamo raccontato più volte anche con dei collegamenti la scorsa settimana. Parliamo di Villanova di Campo San Piero, dove la prefettura ha deciso il potenziamento del controllo del territorio. Ci sono stati episodi anche le sere scorse. Oltre a carabinieri e agenti della polizia locale, a controllare il territorio arrivano anche i reparti del nucleo anticrimine della Polizia di Stato. A deciderlo il Comitato Tecnico per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico riunito in prefettura a Padova. La disponibilità a un potenziamento della presenza di forze dell'ordine sul territorio è arrivata dal questore di Padova, Marco Dorisio. Le pattuglie del nucleo anticrimine della polizia andranno ad affiancarsi ai carabinieri e gli agenti della polizia locale della Federazione del Campo San Pierese, che hanno intensificato i passaggi in tutto il comune dopo la recrudescenza di furti e tentati furti in abitazione. Non sono mancati una serie di episodi anche nei giorni scorsi. Una banda formata da 4 persone almeno che sceglie le prime ore dopo il tramonto per entrare nelle case e fare razzia e che spesso ha agito anche con le famiglie all'interno. 10 giorni fa l'episodio più grave, quando un malvivente non ha esitato a prendere a colpi di bastone sulla schiena un cittadino uscito in strada per cercare di allontanare i banditi.
E a proposito di furti, soprattutto furti in casa, nuova centrale operativa per la polizia locale, lo possiamo vedere da Treviso Today, è un comunicato del comune di Castelfranco che è arrivato proprio in questi minuti. Ogni giorno dalle 17 in poi gli agenti della polizia locale di Castelfranco Veneto controlleranno abitazioni e aziende anche in aree isolate o buie, facendo uso dei fari di profondità per scongiurare eventuali intrusioni. Vedete anche nell'immagine, poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali andremo nel dettaglio della centrale operativa che viene utilizzata dai vigili urbani per l'appunto di Castelfranco Veneto. Quindi ogni giorno dalle 17 controlli potenziati. Come sapete è proprio l'orario più critico, quello del tardo pomeriggio, della sera, quando la gente sta rientrando a casa, qualcuno magari non è ancora rientrato, l'oscurità è totale perché sono i giorni più corti dell'anno. Insomma, un copione che si ripete e che noi ovviamente per dovere di cronaca vi raccontiamo, così come è successo a Preganziol, dove nel mirino sono finite delle auto soprattutto di media grossa cilindrata. Il vero sospetto è che ci sia sotto il mercato sommerso parallelo dei pezzi di ricambio, ma c'è paura anche in un quartiere di Treviso, a San Giuseppe. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo visto il vetro della macchina sfondato. Ci siamo avvicinati e abbiamo visto all'interno tutto rotto praticamente. Hanno tolto il cruscotto e ci hanno portato via tutti i pezzi che sono riusciti a portare via, tipo l'autoradio, l'accensione della macchina, il pulsante dell'accensione. Un elenco lungo e amaro con danni per migliaia di euro. Questo è il risveglio di alcuni residenti di Preganziol, dove bersaglio dei ladri sono state auto di gamma medio-alta, BMW in particolare, parcheggiate davanti ai luoghi di residenza. Sullo sfondo probabilmente il mercato parallelo dei pezzi di ricambio. Valentina Canziani, a Preganziol, è un volto noto del commercio. Noi abbiamo fatto denuncia alle forze dell'ordine e niente, sembrerebbe che tra Preganziol e Mogliano hanno fatto diverse autovetture. E anche il BMW dietro di noi hanno portato via gli specchietti, il vetrino degli specchietti, però lui aveva l'allarme e quindi o erano di fretta perché abbiamo trovato anche degli attrezzi in macchina lasciati là. Insomma, uno stillicidio. Soltanto ad agosto, poco distante, in piazza Gabbin, erano state danneggiate diverse auto, anche se la matrice sembra diversa. Segnalazioni di furti tentati e compiuti si susseguono in tutta la provincia. Lunedì nel mirino è finito l'appartamento al primo piano di un complesso residenziale recintato in strada Sant'Agnese, zona San Giuseppe, e non è la prima volta. Sarà un mesetto fa in un'altra delle palazzine. Anche lì non so dirle la dinamica, io non è tanto che abito qua e adesso insomma penso che tutti provvederanno a mettere sistemi d'allarme o qualcosa del genere. Ormai l'Italia funziona così, intanto tutte queste cose rimangono impunite e basta, non so neanche io cosa dire. Dopo vai sulle solite cose, piuttosto che siano entrati in casa, meglio la macchina, però sia una magra consolazione. È già davvero una magrissima consolazione. E un furto in casa si è registrato lunedì a Ponzano ed è un racconto davvero impressionante, anche perché i ladri non solo sono entrati nell'appartamento ma hanno anche picchiato un cucciolo di cane che è fuggito ed è stato ritrovato dopo 12 ore. Nicola Marcato. Sono entrati da questa finestra? Probabilmente sì, ma c'è solo questo segno. I ladri tornano a Ponzano, agili, rapidi e organizzati, veri professionisti del furto a caccia di ori e contanti. Entrati in azione verso le 20:40 nei pressi di via Povegliano, i malviventi senza scrupoli, una volta introdotti in questa casa, hanno picchiato un cane di 7 mesi. Il cucciolo di pastore svizzero di nome Nimera è stato fortunatamente ritrovato dopo 12 ore di angoscia e ricerche anche sui social. L'edicolante di Ponzano ha trovato Nim ferito ed impaurito alle 7 del mattino seguente. L'abbiamo portato al veterinario, ha delle forti botte sulle anche, adesso è sotto antidolorifici.
Quello che ci ha detto il veterinario, che ha confermato, è che molto probabilmente gli hanno tirato dei calci. È la seconda volta che i ladri si introducono in questa abitazione. Oltre ai pochi gioielli rimasti, hanno rubato persino magliette e pantaloni. Hanno scardinato questa porta, qui ci sono i segni. Di sopra, nelle camere, hanno svuotato tutto, buttato tutto per aria. Hanno portato via l'unico poco oro che mi era rimasto, anelli, bracciali, ricordi di famiglia. Era tutto soqquadro, tutto sottosopra, tutto ribaltato, armadi anche rotti. Nei giorni precedenti a Ponzano i predoni hanno svaligiato altre case. Il modus operandi è lo stesso, il che fa supporre che si tratti della medesima banda. Le precauzioni per evitare i furti sono sempre le stesse. Fare la massima attenzione, di accendere più luci possibili, veramente c'è da spaventarsi e al massimo di fare un passaparole e di non stare mai da soli. Cristina, nonostante la paura e la rabbia per il trattamento riservato al povero Nim, è ancora emozionata e felice per averlo ritrovato. Volevamo ringraziare tutti, perché io non sono ancora riuscita a rispondere a tutti i messaggi delle persone che appunto mi hanno scritto. Ritorniamo a parlare di reddito di cittadinanza, degli aspetti più patologici riguardanti questa misura, perché la Guardia di Finanza nelle scorse ore ha denunciato 48 persone che nel Vicentino percepivano, avevano richiesto illecitamente il contributo. Carlo Inghilleri. Lo scandalo dei 450.000 euro di redditi di cittadinanza indebitamente percepiti nel 2023. Sono le Fiamme Gialle a svelare l'illecito e a denunciare 48 persone nel Vicentino. Circa l'80% delle posizioni esaminate sarebbe il risultato irregolare. A questo si sommano i controlli degli ultimi mesi che hanno portato la Guardia di Finanza ad accertare e a bloccare contributi indebitamente richiesti e non ancora riscossi per altri 130.000 euro. Per molti cittadini stranieri l'illegittima fruizione del reddito di cittadinanza è dovuta alla mancanza del requisito della residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui 2 in maniera continuativa. In altri casi invece sono stati scoperti richiedenti o percettori che non avrebbero avuto diritto al contributo perché in stato di detenzione, particolare omesso al momento della richiesta. In particolare una donna che vive a Schio è risultata essere sottoposta in tempi diversi a custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari. Sempre a Schio, un uomo con dei precedenti avrebbe sottoscritto la domanda di accesso al sostegno quando era destinatario di un obbligo di firma davanti alla polizia giudiziaria. Lo stesso uomo, percettore del reddito di cittadinanza, è risultato essere condannato in via definitiva per diversi reati quali ricettazione, resistenza pubblico ufficiale ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Possiamo vedere l'home page di trevisotoday.it, sono gli aggiornamenti che tra l'altro ci arrivano in presa diretta anche dalla nostra Lina Paroneto che si trova in questura. Minaccia la moglie con una pistola finta, ammonimento per il marito. Il prima applicazione, questo è importante, della legge Roccella nella Marca Trevigiana per un trentenne accusato di aver minacciato la compagna con un'arma a giocattolo. La segnalazione era partita dai carabinieri di Montebelluna. La modifica legislativa, la legge Roccella, così è stata definita, ha esteso l'ambito di applicazione dell'ammonimento per violenza domestica a un novero più ampio di reati, tra cui le minacce aggravate. E così il questore di Treviso per la prima volta ha applicato questa legge recentissima emettendo il provvedimento di ammonimento, intimando all'uomo, questo trentenne, di tenere un comportamento conforme alla legge, impedendogli di compiere altri atti violenti nei confronti della compagna. Lo possiamo vedere sempre da Treviso Today, coltello conficcato sul torace. Eccolo qui, sul torace del cognato, per un cinquantenne è scattata l'espulsione. L'episodio è avvenuto ancora diverso tempo fa a Treviso. Un cittadino albanese è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, pena che l'uomo stava scontando nel carcere di Padova, ma è scattata per l'appunto l'espulsione da parte della questura trevigiana. Ritorniamo a Padova, dove un uomo albanese è stato rimpatriato, aveva provato a uccidere il cognato con un coltello.
espulso dall'Italia dopo una condanna per lesioni gravi e aggravate in ambito familiare. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha emesso un provvedimento di espulsione per un albanese di 50 anni irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era arrivato in Italia nel 2002 ed aveva ottenuto un primo permesso di soggiorno, rinnovato però fino al 2013. Nell'ottobre di quell'anno, a seguito di un litigio avuto a casa a Treviso, l'uomo, probabilmente ubriaco, ha colpito il cognato al torace con un coltello che si è però spezzato. Il parente non è stato ucciso, ma è comunque rimasto gravemente ferito. Per questa vicenda, l'albanese è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Il cinquantenne, però, aveva ricevuto altre condanne per i reati di furto e ricettazione. Per lui è stata quindi disposta l'espulsione alternativa alla detenzione. Ieri è stato accompagnato a Verona ed è stato rimpatriato in Albania con il divieto di reingresso in Italia per 10 anni. Ecco, per chiarezza vi ho dato prima la notizia della questura di Treviso, questi sono gli aggiornamenti che arrivano da Padova, ma lo avete capito, l'episodio di fatto è lo stesso, quindi c'è questo cinquantenne che è stato espulso, l'episodio è avvenuto per l'appunto a Treviso. Nel veneziano un 54enne di Riccione è stato arrestato dai carabinieri di Eraclea dopo che assieme ad un complice aveva rapinato un 87enne all'interno della propria abitazione vicino alla piazza principale del paese, spruzzandogli uno spray urticante. L'arrestato, con vari trascorsi giudiziari alle spalle, accusato di rapina impropria aggravata, usurpazione di titoli, visto che all'inizio si era presentato all'anziano come un carabiniere. È successo dunque a Eraclea, siamo nel Veneto orientale. Rimaniamo sulla costa a Jesolo, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia, picchiava e minacciava la compagna. È stato arrestato nei giorni scorsi un cittadino residente a Jesolo accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza fisica e psicologica alla compagna, atti persecutori e violazione di domicilio. Lei, vittima dei suoi abusi e soprusi per sottrarsi alle violenze, si era trovata anche costretta a lasciare la casa di sua proprietà, mentre il suo aguzzino continuava ad occuparla senza alcun titolo. Violenze proseguite fino alla denuncia di lei, che ha permesso agli agenti del settore anticrimine della squadra volante del commissariato di Jesolo, con gli uomini del reparto UOPI, unità operative di primo intervento della questura, di applicare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Venezia. L'uomo ora si trova al Santa Maria Maggiore di Venezia. Ancora nel veneziano, sempre per la cronaca, occupano le case per i turisti e ci bivaccano pure organizzando festini e furti. Accade a Venezia città. Occupano appartamenti usati per le affittanze brevi, organizzano festini abusivi e spesso a base di droga e alcol. È l'ultima tendenza di criminali, ladri e faccendieri. Anche dopo giorni lasciano la casa violata nel degrado e lo sporco più totale, ma non prima di aver rubato quanto è possibile depredare, lavatrici comprese. A Venezia città 3 i casi accertati ad oggi e riferiti all'ultima settimana, con numerosissimi tentativi di effrazione. Il sestiere di Castello, da Santa Maria Formosa a via Garibaldi, l'area più colpita. La denuncia della portavoce veneziana di Breve, associazione che riunisce i proprietari degli appartamenti che si occupano delle affittanze brevi, appunto. Pare che questi ultimi che sono entrati nell'appartamento di un signore di Milano abbiano fumato migliaia di sigarette, abbiano sporcato ovunque. Sono proprio violazioni, ma per atti vandalici e piccoli furti. Rubano, non so, la televisione o il forno microonde, cioè piccole cose. E con il danno alla beffa, con i proprietari delle case depredate anche nel mirino delle Leone da Sastiera. Sui social i proprietari con offese e insulti irripetibili vengono trattati alla stregua dei ladri vandali. Quindi attenzione, perché stiamo leggendo dei commenti piuttosto aggressivi dove la vittima, cioè il locatore, diventa carnefice praticamente di se stesso. Non ha molto senso tutto questo. Oltre a tenere alta la guardia, i consigli anti-intrusione, visto anche l'attuale periodo festivo.
suggeriamo di non lasciare comunque le chiavi all'interno della cassettina in questo periodo, perché è evidente che sono prese di mira da queste bande. I temi della giustizia, l'argomento chiaramente è collaterale. Luigi Perina, il nuovo presidente del Tribunale di Vicenza. Luigi Perina, il nuovo presidente del Tribunale di Vicenza, è stato nominato ieri all'unanimità dal plenum del CSM. Perina prende il posto lasciato da Alberto Rizzo, che da febbraio scorso ricopre l'incarico di capo di gabinetto del Ministero della Giustizia. Per il nuovo presidente Perina si tratta di un ritorno a Vicenza, dove dal 1992 al 2011 ha svolto la funzione di giudice del lavoro. Vi do alcuni flash. Meloni vede Macron e Scholz, così l'Ansa.it, sullo sfondo il nodo del patto di stabilità. Come sapete è il tema dei temi, a questo è collegato almeno a livello nazionale il nodo del MES, il Fondo Salva Stati, che deve essere ancora approvato dall'Italia, unico paese rimasto nell'Unione Europea a doverlo approvare. Questo bilaterale, vedete una foto tra virgolette rubata, un bilaterale notturno tra la Premier, il presidente francese e appunto il cancelliere tedesco alla vigilia di un Consiglio europeo cruciale sui temi dell'allargamento all'Ucraina e del bilancio europeo. Un'ottima discussione, ha detto Macron. In mattinata poi la Presidente del Consiglio ha incontrato anche il leader ungherese Orbán. Noi abbiamo ancora tanto da raccontarvi, diversi ospiti, stanno entrando in studio tra l'altro due volti notissimi, non solo a livello locale, quindi restate con noi perché davvero ci sono ancora tanti temi di cui dobbiamo darvi conto a fra poco. Di nuovo in diretta per raccontarvi questo giovedì 14 dicembre a Nord-Est. Lo avete visto se ci state seguendo dalle 12, tanti i fatti anche nella giornata di oggi, troppi gli incidenti stradali sulle strade del Veneto. Ci siamo collegati con Cessalto, con la nostra Marta Marangon, per l'ennesimo incidente questa mattina che fa seguito al maxi tamponamento di ieri sera, 5 tir coinvolti sul tratto maledetto. Un autista giovanissimo croato è deceduto ed è deceduto anche il pedone settantenne che ieri sera è stato investito sulla via Bassanese tra Cassola e Romano Dezzelino. C'è stato poi un frontale questa mattina anche a Vicenza. Abbiamo poi voltato pagina, ci siamo occupati delle indagini del caso di Giulia Cecchettin. Si aspetta il rientro in Italia della Fiat Grande Punto guidata da Filippo Turetta. E ancora, a proposito di violenza di genere, di disparità, ci siamo collegati con Cavallino Treporti, dove c'è il caso ormai nazionale di quel giocatore di calcio che è stato sospeso per 10 giornate dopo aver rivolto degli insulti sessisti all'arbitra. Insomma, questo il quadro di giornata. Vi abbiamo raccontato anche dei furti, soprattutto nella zona del Padovano, Villanova di Campo San Piero, epicentro ormai di una vera e propria emergenza. Ma vogliamo voltare pagina, c'è l'attualità, c'è anche la politica e c'è lo spettacolo. Vi presento già gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Insomma, Igor Barbazza, lo conoscete davvero tutti, non ha bisogno di presentazione, attore sulla scena nazionale con soap e sceneggiati di grandissimo successo. Ne cito uno, 100 vetrine, ma insomma poi l'elenco è lunghissimo. E Davide Stefanato, che invece ha bisogno di qualche presentazione in più. Ma insomma, poi la faremo, ma ci mancherebbe altro. Comunque, attore, sceneggiatore, anche lui
proiettato sulla scena nazionale e internazionale. Buongiorno a entrambi e poi insomma capirete perché ci hanno raggiunto in studio. Vi insomma esorto a rimanere incollati davanti al teleschermo. E poi c'è la politica. Avete visto, vi ho dato poco fa la notizia di questo vertice notturno, Meloni che ha visto Macron e Scholz, sullo sfondo il nodo del patto di stabilità, ma poi ci sono i temi ovviamente relativi alla politica regionale, perché nottetempo è stato approvato il documento di bilancio triennale 2024-2026 da parte del Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferrofini dopo una riunione Fiume. Per fare il punto siamo collegati con Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno Martella. Buongiorno a lei, ai suoi ospiti e a tutti i telespettatori. Allora, che dice Martella? Io partirei proprio da questa approvazione nottetempo del bilancio regionale, del bilancio triennale, un'operazione da diverse decine di miliardi di euro. Dice Zaia, buona parte di queste risorse andranno alla sanità e Zaia, sempre Zaia, che dice è una manovra ancora una volta tax free. L'opposizione è sugli scudi e proprio di sanità si lamenta, perché dice la sanità del Veneto sta diventando sempre più privata. Ah sì, questo l'abbiamo messo in evidenza nelle scorse settimane presentando un rapporto puntuale rispetto a quanto sta succedendo nella sanità della nostra regione, uno scivolamento sempre più evidente verso il privato, una spesa per i cittadini che aumenta e una spesa per gli stanziamenti per la sanità privata in aumento, mentre il livello essenziale dell'assistenza del Veneto scivola di qualche posto. Quindi abbiamo messo in evidenza quello che tutti sanno, non ci sono medici a sufficienza negli ospedali e anche infermieri, non ci sono medici di base a sufficienza, le liste d'attesa sono lunghissime e ci vuole un'inversione di tendenza perché bisogna dare delle risposte concrete ai cittadini. Questo lo pensano tutti in Veneto perché tutti hanno purtroppo capito che chi riesce a accedere alle cure ha anche delle cure di un certo livello, ma sono troppi, molti, migliaia i cittadini del Veneto che non riescono a curarsi. E quindi a questo punto, secondo lei Martella, Zaia doveva considerare l'ipotesi di introdurre l'addizionale IRPEF regionale? Cascherò nel gioco che Zaia fa da anni rispetto al fatto che lui e la Regione del Veneto non aumentano le tasse. Benissimo, non si aumentino le tasse e figuriamoci se non siamo d'accordo, però bisogna indicare quali sono le priorità rispetto alle quali intervenire. Il Partito Democratico ne ha indicate alcune, una di queste era la sanità, una di queste case di riposo per evitare che le rette siano troppo alte per gli utenti, un'altra erano i giovani, il trasporto pubblico scolastico e ancora interventi per quanto riguarda la cura del nostro territorio e quindi l'ambiente. Quindi non si aumentino le tasse, ma mentre non si aumentano le tasse aumenta la spesa dei cittadini per la sanità, è una specie di gioco delle tre carte. Però siccome non voglio stare in questo gioco delle tre carte, dico benissimo, non si aumentino le tasse, però la manovra che ne è emersa è una manovra abbastanza modesta, poche risorse, molti tagli, senza grande visione e soprattutto senza quegli interventi che sulla sanità sarebbero davvero necessari. E entriamo in Consiglio regionale dove ieri per noi c'era Filippo Fois. Abbiamo sentito alcuni consiglieri regionali di opposizione. La cosa che potrebbe accadere, se come dovrebbe essere entro qualche settimana almeno un assessore regionale di Forza Italia della Lega passerà e verrà con noi in Forza Italia, e ripeto, i nomi che avete fatto sono assolutamente benvenuti, penso che Zaia non revocherà
l'assessore per il fatto che non è più della Lega ma è di Forza Italia. Ecco, questo servizio lo mostreremo poi, abbiamo spoilerato il proseguo, Martella. Allora, le opposizioni in Consiglio regionale, eccole. Qui manca la visione, qui non si affrontano quelli che sono i temi reali che negli ultimi mesi, anni, sono emersi. Un'inflazione galoppante, una situazione mondiale che sta mettendo in difficoltà le nostre imprese. Il periodo non è dei più facili neanche per una regione economicamente forte come il Veneto. Eppure la legge di bilancio presentata al Palazzo Ferrofini dalla Giunta Zaia, secondo le opposizioni, non affronta i problemi dei cittadini, riducendosi per certi versi ad un mero esercizio contabile che manca di prospettiva politica e non dà risposte alle emergenze che si vivono in regione. L'emergenza sanitaria e sociale, l'emergenza dell'assenza di piani industriali per l'agricoltura e per rispondere all'emergenza siccità e le emergenze ambientali. E abbiamo richiesto che, così come il presidente Zaia indebita la regione del Veneto per le Olimpiadi con 85 milioni di debito, così faccia per investire in veri servizi e in una vera eredità per i veneti di oggi e del futuro. E a proposito di spese per le Olimpiadi, le opposizioni hanno approfittato della presenza in aula di Luca Zaia per consegnargli un singolare regalo di Natale. Gli abbiamo regalato una slitta perché sembra avere una grandissima passione per il bob, skeleton e slittino, e quindi ecco, ho ritenuto fosse opportuno dargli questo piccolo regalo perché possa, diciamo così, accontentarsi di giocare con questo e di lasciare stare la pista di bob a Cortina. La manovra, peraltro, secondo le opposizioni, non gode neanche di particolare entusiasmo da parte dei consiglieri che la votano. La stessa maggioranza in questo bilancio non può fare emendamenti, cosa che trovo assolutamente insensata, in quanto è lo stesso Consiglio regionale ad approvare il bilancio della regione, quindi è una maggioranza anche su questo divisa. Non possiamo far finta che in questi 14 anni il mondo non sia cambiato e che il Veneto abbia bisogno di una nuova narrazione per stare al passo con l'ambiente, con i giovani, con le nuove politiche sociali, con la sanità e con tutto il tema della legalità. Insomma, come avete capito, il clima ieri e fino a tarda notte in Consiglio regionale del Veneto è stato particolarmente teso e in questa tensione, Martella, si aggiunge poi la tensione, se vogliamo definirla così, all'interno del centrodestra regionale soprattutto. In questi giorni abbiamo documentato parecchio lo scambio tra alleati, tra Forza Italia e Lega in particolare. Insomma, è un momento politico molto delicato questo, Martella. Ma io penso che si stia realizzando quello che già tempo fa avevamo detto, e cioè all'interno della maggioranza che governa la Regione Veneto ci sono forti spaccature, ci sono all'interno dei partiti che la compongono, per esempio la Lega, e sono del tutto evidenti, e ci sono tra la Lega e Fratelli d'Italia. Hanno a che fare con il governo in questo momento, con le questioni del cosiddetto terzo mandato e con la prospettiva futura. Ecco, mentre loro litigano sulle poltrone, in una sorta di, diciamo, decadenza politica, in cui dimostrano di non avere più, diciamo, il fiato e le idee per guardare avanti, noi cerchiamo di continuare a parlare delle questioni che riguardano i cittadini e riguardano la sanità, l'ambiente, la sicurezza del lavoro, sul lavoro, che è un punto che non ha una centralità nella politica regionale, che invece continua ad essere una tragedia in tante occasioni per la nostra regione. E dall'altra parte abbiamo questo scontro sempre più evidente con Tosi, il nuovo protagonista, in una sorta di guerra di 30 anni, come è stata definita in qualche quotidiano questa mattina. Ma diamo evidenza plastica a questo scontro, vi rimostro Tosi. La cosa che potrebbe accadere, se come dovrebbe essere, entro qualche settimana, almeno un assessore regionale di Forza Italia, della Lega, passerà e verrà con noi in Forza Italia, e ripeto, i nomi che avete fatto sono assolutamente benvenuti,
penso che Zaia non revocherà l'assessore per il fatto che non è più della Lega ma è di Forza Italia. Già lo scorso 8 dicembre, in occasione dell'ufficializzazione al Caffè Pedrocchi del passaggio di Fabrizio Borona a Forza Italia, Flavio Tosi aveva avanzato l'auspicio, che suonava come una richiesta, di avere un proprio assessore all'interno della giunta regionale, concetto nuovamente ribadito dal coordinatore azzurro. Si andrebbe a sanare quella anomalia che vede Forza Italia fuori dalla giunta regionale senza nessuna presidenza di commissione. Un allargamento della maggioranza che non dispiace nemmeno all'attuale assessore di Fratelli d'Italia, Elena Donazzanna. In una coalizione si debba anche tenere molto conto delle minoranze interne, perché è lì che tieni la forza della coalizione. Però sono, voglio dire, letture. L'ultima elezione del presidente Zaia avrebbe potuto anche lasciare fuori me, un esponente di Fratelli d'Italia. La coalizione si rafforza quando tu la tieni, la coalizione. E non sarebbe più un segreto nemmeno il nome del possibile assessore che potrebbe lasciare il carroccio per Forza Italia. Mi tocca fare indovina chi, ma diciamo quell'assessore che potrebbe... ha i capelli o no almeno? Sono ridotto è come metterci la firma. L'unico che li ha è quello che l'altro giorno era con Tajani, no? Seduto in prima fila. Beh, insomma, abbiamo presente tutti il fatto che l'assessore regionale Bottacin, che è un amico da 30 anni, sia venuto alla riunione pubblica indetta da Forza Italia. Dunque ancora poche settimane per capire se gli azzurri potranno avere un loro rappresentante all'interno della giunta regionale. Nel frattempo, per Flavio Tosi all'orizzonte potrebbe esserci una candidatura alle prossime europee. Se Antonio Tajani ritenesse che il sottoscritto può dare una mano a Forza Italia a raccogliere consensi in Veneto e Nord-Est, mi metto a disposizione. Abbiamo anche chiacchierato del fatto che potrei candidarmi io, ripeto, è una chiacchierata informale. Martella, insomma, come giudica queste parole di Tosi? Di fatto un annuncio, no? Che ci sarà con ogni probabilità un assessore leghista che passerà in Forza Italia. Sì, guardi, penso che queste questioni non abbiano nessun interesse per i cittadini, che siano poco davvero interessati, ripeto, a sapere il destino dell'assessore della Lega che passa a Forza Italia. Non ci vedo nemmeno nessuna innovazione particolare dal punto di vista politico. Voglio vedere Zaia cosa farà, che ha sempre detto no, non cambierò la giunta, l'assetto è questo, non lo modificherò. Vedremo cosa succederà, mi limito a fare una considerazione politica. Queste dichiarazioni dimostrano che un ciclo si è concluso, c'è niente da fare. È un ciclo politico che oggi è giunto alla fine e se a questo aggiungiamo che Zaia non si potrà ricandidare perché non ci sarà il terzo mandato, che nel caso suo sarebbe il quarto perché sta già facendo il terzo, vedo che adesso in maniera quasi commovente ogni giorno chiede di avere un altro mandato, ma questa ipotesi non credo si realizzerà e allora penso che nella nostra regione si possa aprire una nuova stagione nella quale i democratici, i progressisti, i riformisti, quelli che hanno davvero a cuore il Veneto e non il destino di questo o quel partito cercheranno di dare il meglio e noi staremo dalla parte dei cittadini del Veneto. Martella, solleviamo un attimo lo sguardo dal Veneto, insomma il Parlamento è, e lei ne sa qualcosa, è alle prese con il documento di bilancio, con i documenti di bilancio. Meloni nella notte ha visto Macron e Scholz, c'è il tema del patto di stabilità e di questo MES che l'Italia non vuole ratificare. Come andrà a finire? Se la sente di fare una previsione? Sì, la sento. Intanto per la legge di bilancio siamo davvero in una situazione paradossale. I parlamentari del centrodestra non hanno potuto presentare gli emendamenti e noi li abbiamo ovviamente presentati sulle questioni principali. Allo stato attuale non si capisce nemmeno quale sia il calendario, vedo il governo in grande confusione e non vorrei che ci portassero all'esercizio provvisorio, cioè al fatto di non approvare il bilancio
entro il 31 dicembre. I tempi sono veramente stretti e la confusione è molta. Riguardo al MES, il centrodestra e la Meloni sono vittime della loro stessa propaganda, perché per anni hanno detto no al MES, adesso questo è un meccanismo che può essere approvato, ma ratificato, ma non vuol dire che venga attivato. Tutti i paesi lo stanno facendo, è una delle questioni che viene chiesta anche dall'Europa. L'altro giorno hanno detto lo faremo a dicembre, adesso l'hanno spostato a gennaio, insomma non sanno come venirne fuori precisamente, e anche in questo stanno dimostrando la loro incoerenza, perché è evidente che una cosa è fare campagna elettorale, fare promesse, fare propaganda, e un'altra cosa avere a che fare con il governo e con la realtà quotidiana della vita dei cittadini, dell'inflazione, dei salari, del costo del fare la spesa, e poi questa realtà è più forte anche delle molte promesse che vengono fatte. Martella, grazie, noi ci aggiorniamo su tutti i punti sia della politica regionale e nazionale. Grazie Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Questa è la pagina politica, adesso siamo pronti ad aprire la pagina dello spettacolo, della cultura, anche della cultura, perché fra poco, te lo rubo, sì, certo. Igor, presenteremo questo libro fresco di stampa, no? Sì, assolutamente sì, è arrivato ieri pomeriggio, quindi siete veramente i primi ad averlo, per noi motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. Spendo 2 parole, se sei d'accordo. Le spenderemo fra pochissimo, quindi pochissimo, 2 minuti di pubblicità e poi appunto parleremo di questo libro e non solo. Di nuovo in diretta, ve li ho già presentati, Igor Barbazza e Davide Stefanato. Al centro questo libro freschissimo di stampa, Era tutta campagna. Era tutta campagna sì. Il Veneto, Barbazza. Beh certo, sì, è un libro che parla ovviamente del nostro amato territorio veneto. Non nascondiamo le nostre origini trevigiane, tra l'altro, e nasce da uno spettacolo teatrale che stiamo portando in tournée da più di 2 anni, e devo dire che ci ha dato talmente tante soddisfazioni in termini di pubblico, in termini anche emozionali, che abbiamo deciso di trasferire questo spettacolo in un libro, ampliandolo con nuovi aneddoti e anche nuovi racconti che tra l'altro è il pubblico stesso che a volte ci dà. È un po' la storia di tutti noi, no? Nel senso che è il nostro nonno che ci racconta quella che è stata la storia del Veneto, che purtroppo oggi viene un pochino meno. Il tempo cambia, le mode passano, le tendenze si evolvono, però comunque nostalgicamente restiamo sempre ancorati a un passato che è stato sicuramente la forza del nostro presente e sarà la forza poi di fatto del nostro futuro. E noi stiamo sfogliando, grazie a Simone Merlo e Alessandro Granziera, questo libro, alcune immagini di questo libro. La storia di Armido, sì. La storia di Armido e del sogno di Armido, quello di aprire un casoin. Sì, è una realtà abbastanza comune, soprattutto nell'epoca in cui questo romanzo è ambientato. Una famiglia povera quella di Armido, molto molto povera, a tal punto che quando se mangiava e onge parecciava a toia. Noi esordiamo così. E che succede? Quindi miseria nera. La famosa miseria nera che c'era. Però una grandissima dignità, una grandissima voglia di rispettare quello che è l'elemento fondamentale, cioè l'orgoglio, che è la forza di quello che è il nostro popolo, i veneti. Ma questo ragazzino ha un sogno che è quello di aprirsi un'attività sua, una bottega de casoin, la classica bottega di alimentari. Perché? Perché voleva in qualche modo realizzarsi in questo modo e noi lo seguiamo in questo percorso per arrivare al suo sogno. Lo seguiamo quando da piccolo vorrebbe andare alla sagra ma non c'ha i soldi per andare alle giostre, lo seguiamo quando comincia dottrina, quindi il rapporto con la chiesa, il rapporto con la vita del paese, quando comincia a conoscere le ragazze, l'amorosa, quando comincia a lavorare, perché si finiva la terza media e si andava a lavorare, se non addirittura alle elementari e si andava a lavorare. Cosa succedeva? Che speravi che tuo papà, quando è riuscito dalle scuole medie, ti facesse un bel regalo, e il regalo molto spesso era il libretto del lavoro per andare in fabbrica, quindi questo capitava. Quindi parliamo di che anni, di che decennio?
Allora, noi siamo in qualche modo negli anni 60, come a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. Quindi un po' prima del boom. Assolutamente prima del boom. Ci stiamo avvicinando al boom perché c'era l'esigenza in qualche modo di cambiare quello che era il Veneto, quella che era la vita rurale, e quello che era l'ambizione di Armido ce l'avevano in molti. Quindi è una storia, diciamola, è una storia vera, assolutamente vera, con dentro altre storie vere, cioè è una storia che ci ha ispirato perché le abbiamo sentite noi quando eravamo bambini e le abbiamo messe insieme in un'unica grande storia che di base ha il processo di riconoscimento. Quando noi portiamo questo spettacolo nelle piazze, la cosa bella è che la gente ride, si diverte, si commuove, perché si commuovono molto, soprattutto nella parte finale, per questo rapporto molto intimo, molto vero, molto sincero che Armido ha con sua nonna, questa persona che lo difende sempre. Seppur di una generazione precedente, questa nonna crede nel sogno, dice: Armido, credici, portalo avanti, cerca di realizzarlo perché così si vive. Anche io avevo un sogno e purtroppo ho dovuto lasciarlo lì. Cioè tu in qualche modo cerca di realizzarlo. E è bello che il pubblico venga lì e ci racconti quelle che sono le loro realtà, i loro aneddoti, i loro ricordi. Molte delle cose presenti su questo libro sono frutto del racconto delle persone che a fine spettacolo vengono lì e ci parlano e ci confidano quello che sono loro. È un romanzo, un racconto collettivo comunitario. Sì, sì, assolutamente sì. Come si diceva prima, è un racconto che abbraccia i veneti. Il processo di identificazione è molto forte. Io ho un trascorso dove ricordo le notti in cui mi piaceva addormentarmi a letto con nonno. Io ho avuto la fortuna di vivere con la nonna in casa e se n'è andata a 92 anni e quindi ho trascorso gran parte della mia vita con lei e spesso mi raccontava quelle che erano le sue esperienze legate alla guerra, la fame, la sofferenza, la lotta, il combattere, l'andare avanti senza fermarsi. Ha perso un fratello quando erano molto piccoli, poi pian piano purtroppo sono venuti a mancare anche gli altri. Cioè, non è una vita fatta solo di gioia, ma ci sono state anche delle sofferenze. Però siamo riusciti a restare in piedi, siamo riusciti comunque ad andare avanti, ad alzare sempre la testa ed essere arrivati a condurre la vita che facciamo oggi. Quindi io e Davide crediamo nel fatto che se oggi siamo le persone che siamo è perché abbiamo avuto un passato di questa natura, di questo tipo, che viene raccontato appunto in questo libro. È una storia di resilienza, prima che il termine resilienza diventasse di moda. Certo. Noi amiamo narrare, siamo convinti che ci sia ancora bisogno di raccontare storie. E quindi questo libro raggruppa un po', come ha detto giustamente Davide, quelle che sono le storie nostre. Armido scomparì è il nonno, tornando al discorso che facevo inizialmente, è il nonno che racconta ai nipoti che siamo noi, nuove generazioni, e soprattutto dedicato alle generazioni che verranno, racconta quello che è stato il nostro glorioso passato, perché di questo sicuramente parliamo. Quindi voi vi rivolgete con questo libro anche ai giovani, alle nuove generazioni? Sì. Non solo ai nostalgici. No, guarda, c'è un pezzo, se posso permettermi, alla fine, dove quando noi dedichiamo, parliamo delle dediche, tra le varie persone, noi scriviamo: grazie a te, Nina, mia figlia, che ha 3 anni tra poco, che tu possa attraverso queste pagine portare nel tuo futuro il ricordo e la forza del nostro Veneto passato. È una frase, se vogliamo, anche un po' nostalgica, ci mancherebbe, però è un bel messaggio che noi diamo alle generazioni prossime che non hanno avuto la fortuna come noi di avere dei nonni che raccontano quello che è stato il passato di nostro libro. Igor, posso farti una domanda personale, tra virgolette? Cosa ti sei fatto al braccio? Esatto. E questa è la seconda Incidente domanda. domestico. E questa ovviamente è la seconda domanda. La prima è un attore comunque che calca le scene nazionali, partecipando a importanti sceneggiati televisivi e quant'altro. Dove ha trovato l'urgenza di raccontare la propria terra? Perché racconta la propria terra? Perché il legame con la mia terra è fortissimo. Come hai detto bene te, ho avuto la fortuna di partecipare a tante fiction, ho lavorato al cinema, ho fatto anche dei prodotti fuori Italia. Però non ti nascondo che il mio attaccamento al mio territorio è fortissimo, a tal punto di tornare a vivere qui. Mia figlia è nata qui a Treviso, per fortuna mamma toscana ha accettato di buon grado l'idea di potersi trasferire qui, perché parliamo comunque di una regione altrettanto bella, appunto quella toscana, però l'esigenza mia era proprio quella di non solo tornare a casa, ma iniziare a fare qualcosa per il mio territorio. Tant'è vero che Restera Produzioni, che è la nostra associazione culturale, ha fondato una piccola accademia di recitazione, dove all'interno ci sono bambini, ragazzi, adulti.
andiamo in tournée con i nostri spettacoli parlando del nostro territorio. Abbiamo fatto un libro, oggi siamo qui per parlare del nostro libro che parla del nostro amato territorio, e il sogno, il grande sogno è quello di poter portare la fiction in Veneto. L'idea di poter portare un prodotto di lunga serialità qui creerebbe opportunità di lavoro, continuerebbe a valorizzare un territorio e darebbe soddisfazione a tanti giovani che spesse volte vengono da noi: Igor, Davide, voglio fare l'attore, cosa devo fare? Ad oggi, sono sincero, devo mandarli a Roma. Certo. A malincuore. E sappiamo quanto le fiction poi, soprattutto negli ultimi anni, rappresentino una vetrina per i territori. Le fiction sono il miglior spot che tu possa fare per veicolare il tuo territorio. E questo per noi sarebbe motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, perché tutte le regioni d'Italia stanno producendo. Il Veneto lo sta facendo, ma non ancora su un prodotto di questa natura, che vorrebbe dire 7-8 mesi di lavorazione. Quindi pensa quante opportunità daremmo non solo ai giovani, ma a tutte quelle maestranze che oggi sono dovute andare altrove per continuare a fare un mestiere. E poi c'è tutto un indotto, ovviamente, che andrebbe a crearsi. Davide, tu sei stato sceneggiatore, sei sceneggiatore di anche qui importanti produzioni nazionali e internazionali, e anche tu hai avuto questa esigenza di ritornare al territorio. Ma guarda, non me ne sono mai andato. A differenza di Igor ho avuto la fortuna, nel senso che Igor si è creato la sua carriera anche fuori dal Veneto, è una signora carriera, e la mia in qualche modo è sempre rimasta qui. Io ho sempre vissuto qui, ho scritto qui, ho ideato qui, ho sceneggiato qui, e dopo i prodotti uscivano, andavano in giro per l'Italia, andavano in giro per l'Europa, e ho scritto 14 serie di animazione distribuite in 70 paesi nel mondo, 4 film che sono usciti al cinema, ma di base c'è un amore forte nei confronti del mio territorio. Quello che io sento, vivo tutti i giorni in Veneto, poi diventa storie, diventa racconti, e i racconti sono universali. Non è che un racconto in Veneto rimane circostanziato al Veneto, un racconto in Veneto può essere visto, letto e amato in tutto il mondo, ed è una cosa che io ho sempre pensato. Quindi con i piedi ben ancorati per terra, ma proiettato un po' al Ci piace mondo. Così, assolutamente. Il fatto sia il mondo da un punto di vista geografico, sia il mondo da un punto di vista antropologico, cioè la società, le età diverse. Infatti alle volte ci chiedono: ma il vostro spettacolo è adatto ai più piccoli? E la risposta nostra è sì, non per presunzione, semplicemente per esperienza. Anche noi ce lo siamo chiesto. È uno spettacolo che racconta una bella storia, e i bambini e i ragazzi che vengono a vederlo si riconoscono anche nelle frasi delle mamme e dei papà, che sono una cosa estremamente universale che ci portiamo dietro. Armido Scomparin, che cosa direbbe del Veneto di oggi, Igor? Infatti molte volte si fa la battuta, anche in casa, in famiglia: tornasse a vivere nonna si troverebbe uno scenario che ne è sicuramente dei più facili. Però sai, bisogna anche essere consci del fatto che comunque sono nuove epoche che stanno arrivando, no? Il mondo cambia, il mondo adesso sta cambiando molto velocemente, dobbiamo adattarsi, dobbiamo renderci conto che purtroppo certe cose verranno meno per dar spazio a nuove frontiere. Bisogna cercare di avere una grande apertura dal punto di vista mentale, e in questo, se penso a mia nonna, era una donna non di grande cultura, perché lei racconta sempre che purtroppo non credo abbia fatto nemmeno le elementari, forse i primi 3 anni, poi era la prima di 8 fratelli, quindi figurati, lei mi raccontava sempre: i miei genitori stavano sui campi dalla mattina alla sera e io sono stata la mamma dei miei 7 fratelli. Però era una donna molto intelligente, paradossalmente era molto avanti. Lei era conscia del fatto che il mondo cambiava e quindi si adattava ai tempi. Battuta: quando io avevo i capelli lunghi, mia madre e mio padre magari mi richiamavano e loro: ma puoi tagliarti sti capelli? E lei diceva sempre: sei frutto dell'età, tutto passa, stai tranquilli. Cioè, erano piccole perle che io mi porto dietro. Cioè, lei sapeva che era il mio momento, che sarebbe svanito quel momento per dar spazio ad altre situazioni che la vita mi avrebbe portato dinanzi. E quindi devo dire che Armido, se fosse qui oggi, si renderebbe conto probabilmente che tutto sta cambiando, che il Casuin oggi paradossalmente si deve evolvere. Il Casuin nudo e crudo come era probabilmente 20, 30, 50 anni fa, oggi difficilmente esiste, però molti Casuini si sono evoluti. Sono diventati delle gastronomie gourmet, sono diventati dei posti dove addirittura si può anche pranzare. Noi abbiamo degli amici che hanno in qualche modo cambiato quello che era il Casuin storico di famiglia in un piccolo ristorante e con determinati prodotti anche d'élite, se vogliamo. Quindi il Casuin si è evoluto. Il mondo va avanti e dobbiamo stare al passo, altrimenti si rischia di stare indietro
e di fare molta fatica. Sto scorrendo l'indice, Certo. a Famiglia Scomparin, da Boccia, Sagra, Pochischei, insomma, e via discorrendo. Abbiamo visto le foto, diciamo che le foto sono nostre, non abbiamo preso foto da internet acquistate, sono le foto della nostra famiglia, quindi i nostri nonni, i nostri zii, anche noi da piccolini ci siamo all'interno, quindi in mezzo alle parole ci sono anche le immagini che sono importanti per riportare a un'epoca passata. Allora, era tutta campagna per Comica Edizioni, Davide Stefanato, Igor Barbazza, grazie davvero per la Posso aggiungere vostra una disponibilità. piccolissima Prego. cosa? Se qualcuno fosse interessato ad acquistarlo, scriva resteraproduzioni@gmail.com. Restera Produzioni è la nostra casa di produzione e uscirà il 24 dicembre sugli store, quindi da Amazon, Feltrinelli eccetera, store online, però al momento con una mail noi facciamo in modo di dire dove possono recuperarlo oppure addirittura spedirlo a casa. Ripetiamola. resteraproduzioni@gmail.com. Grazie. Grazie a te per Igor, l'ospitalità. grazie Davide. Siamo davvero alle battute conclusive, sono le 13:30. Ringrazio dalla regia Simone Merlo, Alessandro Granziera, tanti fatti che vi abbiamo raccontato anche in questa prima edizione, però vi ricordo che subito dopo il meteo ci sarà uno spazio dedicato alla salute mentale con Michele Canil, neuropsicologo. Insomma, ci sono tanti temi, dobbiamo affrontare anche la salute mentale alla prova delle feste natalizie. Lo faremo fra pochissimo, quindi vi ringrazio. Rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. A fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, tempo dunque in via di miglioramento. Il dettaglio di giovedì 14 dicembre. Sul Veneto inizialmente avremo nubi basse e nebbie diffuse, ma nuvolosità in diminuzione con il passare delle ore. Non sono escluse maggiori schiarite dal pomeriggio, specie sui monti. Di sera ancora riduzioni della visibilità. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino saranno possibili delle foschie, ma come ci mostra la grafica saranno in sollevamento a seguire e prevarrà il sole. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo una nuvolosità residua al mattino, poi ampio soleggiamento. Temperature minime tra 3 e meno 3 gradi, massime sui 4-9 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.